L'economia del territorio della Castellana e il suo futuro si sono interrogati sugli scenari che attendono il mondo produttivo, gli artigiani di Castelfranco Veneto, riuniti a convegno al Teatro Accademico insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle altre categorie. Questo territorio negli anni passati è stato un territorio sicuramente fertile per la nascita e la crescita di molte aziende artigiane. Dopo la crisi abbiamo avuto molte defezioni, molti nostri associati hanno dovuto chiudere l'azienda. Oggi siamo qui per parlare, constatare, vedere se ci sono comunque delle prospettive prossime e future sicuramente più positive. Gli argomenti che trattiamo questa sera sono sicuramente importanti, ma ritengo che l'economia oggi di questo territorio si basa sullo spirito imprenditoriale di tutti i nostri imprenditori associati che abbiamo. Credo che il concetto di fare impresa da soli oggi è superato. Il nuovo modello di business ha insegnato che in questo tempo, parlo per esperienze personali, parlo di Garmot, società che ho rilevato appunto nel 2014, che ha trovato il suo pieno sviluppo quando ho iniziato a creare rete di collaborazione con i miei soci attualmente, che hanno portato Plus, valore aggiunto. Bressane è convinto che il nord-est rimanga, malgrado la crisi, la locomotiva d'Italia. Nessuno ha la sfera di cristallo, però vedendo quelli che sono i forecast che abbiamo noi, le previsioni che abbiamo noi, credo sia ancora vero questo. Vuoi per le caratteristiche di noi veneti, vuoi per i territori che rappresentiamo, ma credo anche per le opportunità che abbiamo. Ma tra gli ostacoli che l'artigiano ha bisogno di rimuovere c'è sempre quello della burocrazia. L'imprenditore e in particolare l'artigiano, soprattutto quelle imprese costituite da 1, 2, massimo 3 elementi, lottano contro il tempo e quindi devono lavorare sul campo, quindi prendere gli attrezzi, partire con la cassetta, e tante volte non hanno le energie, le capacità e gli strumenti anche per poter affrontare tutta una serie di elementi burocratici che a volte li costringono a fare delle scelte anche esagerate. Io auspico che tutto venga alleggerito. Il tempo che dedichiamo a molte di queste documentazioni sicuramente che ritengo importante e doverosa, ma sia superiore a quelli che sono i limiti che possono sopportare le nostre aziende oggi.